A Villanova in via San Domenico c'è un negozio di alimentari storico che esiste da circa mezzo secolo. Adelaide Uleri è la titolare. Villanova ha un rione dal doppio volto, una parte, l'area verso via Sulis, rinnovata, e poi invece fino a piazza Kennedy, da piazza San Giacomo in poi, il quartiere di Villanova storico che non è cambiato. Ci sono delle criticità qua nel rione. Eh sì, ci sono sempre state, quelle che c'erano prima, cioè in pratica il parcheggio, poi cosa posso dire? Per il resto non c'è altro da dire. Ecco, quello che più importa agli abitanti è senza dubbio il parcheggio che manca. Il comune aveva detto tempo fa che poteva esserci la possibilità per voi di poter parcheggiare a tariffa ridotta nel multipiano di Viale Regina Elena. Questo poi non è stato fatto. Sì, è stato fatto, infatti la maggior parte degli abitanti, compresa me, parcheggiamo lì, però tantissime altre persone non lo fanno e infatti moltissimi comunque la notte parcheggiano in queste strade ugualmente, rischiando multe eh, e altro, ecco. Lei ha un negozio di alimentari da mezzo secolo praticamente, Sì. quindi lei ha comunque una clientela fissa proprio di persone che abitano qui a Villanova. Sì. Quali sono le tematiche, i problemi più gettonati, insomma, tra una chiacchiera e l'altra? Che cosa emerge? Allora, diciamo che la maggior parte sono preoccupate per il lavoro dei figli, poi le scuole, insomma, più che altro è in pratica l'economia che non va avanti e le persone sono preoccupate per questo. E qui lei comunque riesce a tirare avanti con la sua Sì, attività. sì, per fortuna, altrimenti chiuderei.